La pioggia ha causato qualche difficoltà, ma non ha impedito l'accensione del pane e vino a casa Zanardo, nella sera della vigilia dell'Epifania. Il falò di inizio anno è una tradizione ormai consolidata in questa famiglia, momento di festa che coinvolge familiari e non solo. È ormai da diversi anni che per questa occasione le porte di casa Zanardo sono aperte per accogliere anche amici e abitanti di Canoghera, piccola frazione della municipalità di Favaro. Nonostante il legname fosse stato bagnato dalla copiosa pioggia delle ore precedenti, la pazienza e l'impegno del signor Settimio, grazie anche all'aiuto dei suoi cari nipoti, hanno avuto la meglio. Mentre il pane e vino iniziava a bruciare con sempre maggiore intensità, la famiglia Zanardo ha dato inizio al consueto spettacolo pirotecnico, regalando ulteriori emozioni a tutti i presenti. Come da tradizione, tutto è stato accompagnato dalla degustazione di vin brûlé, pizza e altre specialità gastronomiche, offerte in abbondanza dai padroni di casa. Il vento ha portato fumo e faville in direzione sud-ovest, segno per chi vuol credere alla tradizione che il 2014 è iniziato sotto i migliori auspici. Non ci resta quindi che sperare nell'avverarsi di questa buona previsione. Un augurio di un fine anno, un buon anno del 2014. Speriamo che vada bene per me e tutta la gente, i miei parenti particolarmente. E ringrazio tutti questi che sono venuti questa sera a festeggiare questo pane e vino.